Buongiorno, benvenuti al Focus TG di Rete Veneta. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Quello che succede in Veneto è legato a doppio filo, come si suol dire, con le scelte che il governo sta portando avanti a livello ovviamente nazionale per combattere questa fase così difficile, così complessa della pandemia. Arriva il Super Green Pass, questo lo sappiamo, ci saranno molte cose che cambieranno da qui a Natale, da qui alle feste, perché naturalmente si parla di dicembre e dei primi giorni di gennaio. Nel frattempo i numeri crescono, li vediamo fra poco perché sono già arrivati tutti i dati dall'azienda zero della Regione del Veneto, anche quelli delle vaccinazioni. Capiremo nelle prossime ore se ci sarà un boom nelle richieste, nelle prenotazioni per i vaccini da parte di chi vuole il Super Green Pass. Ricordiamo che il cosiddetto Super Green Pass, termine davvero sfortunato, vuol dire solo per chi è guarito o per chi ha la vaccinazione, quindi non più collegato ai tamponi. Cercheremo di capire se questo porterà un boom nelle richieste appunto di vaccini. I nostri giornalisti si stanno già informando, poi lo vediamo nel resto della nostra informazione. Allora, detto questo, noi cominciamo subito facendo il punto della situazione. Vediamo il servizio che ha preparato la nostra redazione di Treviso con tutte le novità. Quello che dicono questi provvedimenti è che vogliamo prevenire per preservare, per conservare. Vogliamo prevenire, vogliamo essere molto prudenti. Alla fine di una giornata di tavoli, confronti anche serrati, tensioni politiche, l'esecutivo Draghi ha scelto la linea dura di fronte a una curva pandemica in ascesa, soprattutto guardando l'Europa settentrionale e all'est. La prima mossa è l'estensione non scontata dell'obbligo vaccinale. Noi estendiamo quest'obbligo ad ulteriori categorie, che sono le seguenti: in primis anche il personale non sanitario che lavora nel resto del comparto salute, per esempio nei nostri presidi ospedalieri. Lo estendiamo anche alle forze dell'ordine, ai militari, e lo estendiamo anche a tutto il personale scolastico. Quindi l'obbligo che era già vigente per alcune categorie viene esteso ad altre categorie. Inoltre l'estensione dell'obbligo riguarderà anche la terza dose. La seconda mossa del governo riguarda il Green Pass semplice, che dal 6 dicembre al 15 gennaio servirà per salire sui treni e sui mezzi pubblici, ma anche per soggiornare in albergo. Green Pass semplice che resta anche per andare al lavoro. Scatta invece il Super Green Pass, e questa è la terza azione, per tutte le cosiddette attività di intrattenimento. Chi non ha il vaccino non potrà dunque entrare in bar e ristoranti al chiuso, palestre, impianti sportivi, spettacoli, feste, discoteche e cerimonie pubbliche. Prescrizioni che valgono anche in zona bianca. La giornata nei palazzi romani era iniziata con una riunione della cabina di regia presieduta da Draghi con i ministri chiave CTS e Istituto Superiore di Sanità. Poi alle 13.30 il confronto con gli enti locali e regioni innanzitutto. È qui che sono emerse le prime crepe con i governatori della Lega, che avevano chiesto di applicare la stretta sui Novax solo con il passaggio in fascia gialla. Il punto di caduta è stato trovato nel limitare a un mese i provvedimenti. La strategia è pronta, l'obiettivo dichiarato: evitare le chiusure di attività e imprese nelle prossime settimane e durante le festività natalizie. L'obbligo di mascherina all'aperto, altro tema combattuto, scatterà dalla zona gialla e varrà per tutti. Altro tema, quello dell'obbligo vaccinale anti-Covid per i bambini, in attesa dell'ok di EMA. Per gli under 12 comunque non ci sarà obbligo di Green Pass nemmeno quando arriverà il via libera delle autorità regolatorie. Vogliamo conservare questa normalità. Non vogliamo rischi a questa normalità. Allora, la faccenda cambia davvero un po' tutto quanto quello che succederà da qui in avanti. Naturalmente sappiamo che sarà valido questo nuovo Super Green Pass, tutta la situazione dal 6 di dicembre. Ma andiamo a vedere un po' più nello specifico che cosa cambia. Allora, Super Green Pass destinato a chi vaccinato o guarito. Allora, vediamo.
Eccolo qua, abbiamo le slide già pronte. Destinato a chi è vaccinato o è guarito, valido anche in zona bianca dal 6 dicembre al 15 di gennaio. Cosa consente il Super Green Pass? L'accesso a spettacoli, eventi, anzi chiedo alla regia di tornare sul monitor dello studio, quello, così possiamo utilizzare le stesse grafiche, ma le possiamo gestire più facilmente lanciandole qui dal nostro computer. Allora, torniamo sulla prima. Super Green Pass destinato a chi è vaccinato o guarito, valido anche in zona bianca dal 6 dicembre al 15 gennaio. Quindi cosa cambia? Cambia che non ci si basa sui colori, ci si basa sul fatto che c'è, punto e basta. Il Super Green Pass consentirà l'accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso. Quindi cambia tutto, soprattutto nell'ottica di eventuali veglioni, cenoni, cene di come si può dire, di lavoro, feste di Natale, cambia tutto. Cerimonie pubbliche, discoteche, feste varie, sarà consentito solo in zona bianca e gialla ai possessori del Super Green Pass. Il tampone sarà valido per andare a lavoro e per gli spostamenti a lunga percorrenza. Quindi il Super Green Pass non si usa per andare a lavorare, si usa per tutto il resto. Per andare a lavorare servirà comunque, per chi non è vaccinato o guarito o chi non ha il Green Pass, ad avere la possibilità di andare a lavorare. Vediamo la seconda slide. Allora, eccoci qua. Durata del Green Pass, l'efficacia viene ridotta da 12 a 9 mesi e anche qui c'è una bella differenza. Estensione dell'obbligo vaccinale a forze dell'ordine e insegnanti, confermato per personale sanitario e RSA con estensione alla terza dose, quindi si amplia l'obbligo vaccinale a queste categorie, anche questa è una grossa novità. L'obbligo di mascherina, all'aperto in zona gialla senza eccezione per vaccinati e guariti. Quindi tutti quanti con la mascherina, ma solo in caso di zona gialla. La zona gialla, lo sappiamo, deve essere decretata. Per ora non ci pare che i dati siano quelli di una zona gialla per il Veneto, però tutto può succedere. Le prospettive, cercheremo di raggiungere magari Zaia o l'assessore Lanzarin che ci facciano capire quali sono le prospettive immediate. Questo è comunque superato, diciamo, questa eventualità dal fatto che molti sindaci, ricordiamo Padova su tutti, ma anche nella Pedemontana, Bassano, Marostica, molte città stanno decidendo di attivare l'obbligo di mascherina in centro storico, non tutto all'aperto, ma comunque nei centri storici, per i mercatini, per gli eventi. Asiago ci ha detto, visto che ci sono i mercatini, che c'era la possibilità di attivarla fin dal ponte dell'8 dicembre, quindi è già superato anche questo. Non c'è l'obbligo di Green Pass sotto i 12 anni, per gli under 12 non c'è obbligo, nemmeno quando arriverà il via libera per la vaccinazione per i bambini, i ragazzi tra i 5 e gli 11 anni, cosa che dovrebbe arrivare a breve. Green Pass o tampone in alberghi o per il trasporto locale. Il Green Pass sarà obbligatorio per alberghi, spogliatoi per attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale. Anche qui cambiano le cose. Queste sono le prime slide che abbiamo a disposizione su questo tema. Ovviamente ci saranno tanti argomenti da approfondire, soprattutto la parte interpretativa di tutto questo. Un esempio su tutti: un mercatino di Natale è identificabile come evento o è un mercato? Quindi per ora al mercato si può andare senza Super Green Pass. Queste sono interpretazioni che arriveranno probabilmente dalle Camere di Commercio, dalle associazioni di categoria, naturalmente anche dal governo. Qualcuno prima o poi, speriamo presto, ci dirà che cosa si può fare, che cosa non si può fare senza il cosiddetto Super Green Pass. Ce ne saranno di cose da discutere, sicuramente ci saranno anche fortissime polemiche. Sappiamo che molte categorie sono un po' in difficoltà proprio con queste novità che sono arrivate e vediamo Vicenza cosa può cambiare con il giro di vita del Green Pass. Green Pass
Pass, il giorno della verità. Il Consiglio dei Ministri si è riunito a Roma per alzare il livello di sicurezza sanitaria e arginare la crescita dei contagi da Covid. In Veneto l'ospedale di Vicenza è quello che registra più ricoveri in assoluto, secondo solo all'azienda ospedaliera di Padova, con 40 pazienti in area non critica e 4 in terapia intensiva. In serata è il Premier Draghi ad annunciare le novità dopo una giornata intensa in cui è andato di scena l'incontro del governo con le regioni. Sul tavolo il Super Green Pass, valido solo per chi sia vaccinato o guarito dal Covid, in vigore anche in zona bianca dal 6 dicembre per tutte le festività, e l'obbligo della mascherina all'aperto nei centri storici e nei mercatini natalizi che il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, ha già annunciato. Ci sarà la possibilità di frequentare il centro storico e i mercatini natalizi e le iniziative natalizie, però allo stesso tempo ci sarà questo sacrificio da fare di utilizzare durante quel periodo la mascherina. Insomma, a Vicenza sarà un Natale a tenuta anti-Covid, con mercatini diffusi per evitare assembramenti. L'obiettivo è chiaro: di non concentrare i mercatini in un'unica piazza San Lorenzo, ma di consentire di diffondere queste casette in tutto il centro storico, e quindi si potranno trovare sia in Corso Palladio che in Cesare Battisti che in Corso Fogazzaro. A Vicenza in prefettura si riunirà nelle prossime ore il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza che, in base alle indicazioni del governo e con l'entrata in vigore delle nuove misure anti-Covid, definirà i piani per rafforzare il sistema dei controlli che spetteranno alle forze dell'ordine. Sì, ci sarà sicuramente una verifica anche sull'utilizzo della mascherina da parte delle forze dell'ordine e dall'altra parte però la garanzia che i mercatini vengano poi effettuati. Insomma, grazie a queste misure preventive sarà possibile sperare che il Covid non fermi queste festività. L'obiettivo è un Natale aperto. L'obiettivo naturalmente è quello di evitare in qualsiasi modo provvedimenti drastici come il lockdown, ma questo lo dicono tutti da molto tempo. Adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, anzi, vediamo, giusto prima di fare la pausa, vediamo se riusciamo a parlare con Christian Arboit. Allora, Christian, riesci a sentirci? Vediamo se... Sì, eccoci. Allora, Christian, noi abbiamo la pubblicità fra 30 secondi, poi abbiamo un minuto giusto di pubblicità e torniamo da te. Anticipa il tema di questo collegamento, per favore. Allora, il tema di queste ore, di questi giorni, in pass rafforzato, obbligo vaccinale e le prime reazioni da parte della prefettura, delle amministrazioni comunali e dei commercianti. Benissimo, allora fra poco con Christian Arboit che da Treviso ci aggiorna su tutto quanto. Adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo e siamo in onda fino alle 13:30. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda fino alle 13:30 per informarvi, per raccontarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto arrivano le prime ripercussioni, le prime ricadute della Super Green Pass, delle decisioni che ha preso il governo. Naturalmente ricordiamo che non è una cosa che parte né oggi né domani, partirà a dicembre, però sono molte le amministrazioni comunali che stanno un po' anticipando i tempi, lanciando ordinanze che impongono l'obbligo delle mascherine. Sono in molti invece le associazioni di categoria che aspettano che qualcuno dia delle informazioni sulle interpretazioni su questa nuova normativa, e c'è qualcuno che si sta già muovendo anche per i controlli. Sentiamo qual è la situazione a Treviso con Christian Arboit. Sì, Ferdinando, eccoci di nuovo. La situazione al momento è di studio, chiamiamola così, della nuova normativa del nuovo decreto, ma di fatto c'è un'ampia soddisfazione da parte di istituzioni e anche commercianti. Questa mattina abbiamo parlato con il prefetto Maria Rosaria Laganà, con il sindaco Mario Conte e stiamo, diciamo così, facendo un giro di tante impressioni. Diciamo che l'obiettivo condiviso è quello di non chiudere, di salvare il Natale, quindi di coniugare i vari interessi, da una parte la salute pubblica, dall'altra la necessità di fare economia, la libertà di impresa. Quindi diciamo il prefetto molto chiaramente ci ha detto che studierà per l'appunto la normativa ed è
pronta ad attuare i controlli massicci che ieri sera sono stati in qualche modo annunciati dal ministro Speranza e dal premier Draghi, che hanno utilizzato un'espressione molto precisa: controlli in maniera totale. Questo significa che ci sarà un monitoraggio anche sui controllori, per esempio sui commercianti, sui baristi, sui ristoratori, ma anche sui mezzi pubblici, perché come sapete la vera novità, forse quella più impattante, è che il Green Pass dal 6 dicembre sarà richiesto anche per viaggiare sui pullman, sui treni, e anche questo è un aspetto molto particolare, forse più delicato, questo lo hanno sottolineato sia il sindaco che il prefetto, perché il ragazzo di 13 anni, di 14 anni non immunizzato che deve andare a scuola, magari figlio di genitori, tra virgolette, Novax, questo è un problema operativo, ma è un problema anche etico e giuridico. Però appunto, come ti dicevo, stiamo sentendo anche le diverse categorie, tra queste, e vi chiedo gentilmente di avvicinarsi, c'è Andrea Pento Aiello, che tutti voi conoscete, perché è appunto presidente di Veneto Imprese Unite, una realtà che è nata con la pandemia per tutelare le imprese alle prese con l'emergenza, e chiedo a Pento Aiello, che è qui all'esterno del suo locale in piazza Vittoria a Treviso, che cosa ne pensa di questa nuova impostazione del governo per salvare il Natale. Sì, diciamo che per la prima volta questo strumento, lo strumento del Green Pass, viene utilizzato anche nei settori, diciamo, comuni, quindi il commercio, la ristorazione, i teatri, il cinema, come aiuto per non chiudere, e non è l'ulteriore limitazione che invece poteva essere quest'estate, quando già lavoravamo in sicurezza in una zona di basso rischio. Sapere finalmente che questo Natale potremo essere aperti anche in caso di passaggio in zona gialla, e speriamo di no, ma in zona arancione, ci dà la possibilità di pianificare il nostro futuro in maniera un po' più rilassata. Ovvio che il governo ci ha abituati in questi 2 anni a smentire la nostra fiducia più di una volta. Quindi noi in questo momento siamo contenti, possiamo dire, di aver ricevuto indietro. Noi ci siamo fidati vaccinandoci perché ci hanno promesso di poter continuare a lavorare e non dover più chiudere. Sembra che questa fiducia sia stata ripagata, forse per la prima volta in 2 anni. Speriamo che non arrivino appunto provvedimenti last minute, tipo quelli degli impianti sciistici dell'anno scorso, che ci farà poi ricredere l'ennesima volta su questa legislatura. Quindi diciamo che al momento voi promuovete l'impostazione del governo proprio perché è stata fatta per tenere aperto. Assolutamente sì, per noi era fondamentale, sono mesi che ci battiamo per poter lavorare. L'unica cosa che chiediamo è sempre stata quella di poter lavorare, non aiuti, perché poi gli aiuti non sono mai arrivati in maniera consistente. Questo provvedimento ci permetterà di lavorare nei prossimi 2 o 3 mesi con tranquillità, quindi è una mezza vittoria per quanto ci riguarda. Dopodiché è tutto ovviamente da dimostrare, perché la fiducia nostra l'hanno perso ormai mesi or sono e adesso devono riconquistarla, dando seguito a quello che hanno proclamato ieri sera, anche sotto le feste e anche nei mesi a seguire. Grazie davvero a Pento Aiello. Ferdinando, ti restituirei la linea da Treviso, questo è il quadro. Abbiamo sentito anche diverse persone, diversi comuni cittadini, e ti devo dire che la stragrande maggioranza, anzi la totalità, si è espressa a favore di questo provvedimento, perché proprio perché tiene aperto, seppure in sicurezza. Questa frase utilizzata dal Premier, salviamo il Natale, è piaciuta a tanti, al di là di ogni retorica ovviamente. Certo, naturalmente. Allora, Cristian, intanto ringraziamo te e Daniela Sizia per questo collegamento. Ovviamente tutto quello che abbiamo detto finora trova conferme in queste vostre dichiarazioni. C'è da dire che l'idea di base, come sempre, può essere buona, l'applicazione invece può essere alquanto complicata, e ci stiamo informando con tutte le nostre redazioni quali possono essere queste complicazioni da qui in avanti. C'è più una decina di giorni prima che tutto questo diventi operativo. Speriamo che qualcuno ci dica come e soprattutto in che modo. Grazie Cristian, buon lavoro, buona giornata. A voi, buon lavoro. Torniamo in studio. Allora adesso noi siamo pronti ad andare in collegamento con Padova, che entrerà fra qualche istante. Anzi, avvertiamo il nostro collega Guido Barbato per il primo collegamento padovano, che siamo liberi di
di poter accogliere un'entrata. Skype, noi usiamo Skype, lo sapete, per comodità, anche per qualità di quella che è l'immagine. Sono tantissimi i sistemi, non stiamo facendo ovviamente pubblicità a nessun fornitore di servizi in questo caso. È un modo, come tanti fra quelli che sono diventati di uso comune, come tanti altri programmi, da quando è iniziata questa pandemia. Riunioni, molti hanno visto le riunioni online, la DAD, insomma molte altre cose che una volta passavano per altri mezzi, adesso passano per il computer. Passa per il computer anche il nostro Guido Barbato da Padova, che ci introduce a uno dei temi più importanti della giornata, perché non c'è solo il Covid, non c'è solo il Super Green Pass, c'è anche la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Buongiorno Guido. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti. Sì, oggi è una giornata di quelle che, come ha detto il questore di Padova, sarebbe da replicare tutti i giorni dell'anno, soprattutto nella formazione dei più giovani, nelle scuole. Ed è lì che il questore poco fa appunto è andato, infatti ci ha rilasciato al volo un'intervista, ma poi è dovuto correre appunto in una scuola. Secondo i dati del Centro Veneto Progetti Donna, che ha sede principale anche a Padova, per quanto riguarda la provincia di Padova, le richieste di aiuto giunte alla sede padovana sono aumentate nel 2021 e non è ancora terminato l'anno. Pensate che al 31 di ottobre sono state 950, mentre a tutto il 2020 sono state 907. Quindi insomma c'è decisamente un aumento notevole, spiegato anche però, bisogna dire, forse dalla maggiore consapevolezza che hanno le donne nel ricorrere a queste strutture quando si sentono minacciate. Ricordiamo il numero telefonico nazionale 1522, mentre per quello che riguarda la provincia padovana è stato istituito da qualche anno anche un numero verde, diciamo più locale, che è l'800 81 46 81. Il 90% delle richieste di aiuto e delle violenze subite dalle donne avviene in ambito familiare o comunque delle relazioni personali, intime, da persone conosciute. Meno del 5% da sconosciuti, un altro 5% riguarda le violenze avanzate sul luogo di lavoro. Circa il 25% delle donne, un dato non solo padovano ma nazionale, ci diceva poco fa Mariangela Zanni, che presiede la filiale, diciamo così, padovana provinciale del Centro Veneto Progetti Donna, solo il 25% si avventura nella querela contro appunto chi le ha fatto violenza. E questo è uno degli aspetti della giornata padovana. Vi dicevo che magari vediamo se riesco a farvi vedere un attimo, se in altre circostanze ci sono riuscito a invertire la telecamera per farvi vedere che davanti a Palazzo Moroni, dove si sta allestendo l'albero di Natale, certo, è quasi pronto, ci sono alcuni gazebo appunto del gruppo del Centro Veneto Progetti Donna e Croce Rossa, che portano avanti questo progetto unitariamente, quindi si può venire, si può dare anche un contributo, perché il capitolo contributi pubblici a queste strutture meriterebbe un approfondimento, ma lo riservo per il servizio che manderemo in onda stasera, perché la situazione è al limite dello scandaloso. Guido, ti interrompo un attimo, Guido, prima di passare ad altri argomenti, perché naturalmente il tema della violenza sulle donne non riguarda solo la violenza fisica, ci sono tanti tipi di violenza, c'è la violenza psicologica, c'è anche la violenza economica, ci sono tanti tipi di fare violenza su una persona, non ci sono solo le percosse, che sono comunque di una gravità inaudita, ci sono tanti altri modi di pesare sulla vita delle persone e è importantissimo ribadirlo ancora una volta. L'unico modo per uscirne è quello di parlarne, di non pensare che tutto si possa superare, che tutto possa essere lavato via dal tempo, da un'attesa, da qualcuno magari che può cambiare. L'importante è segnalare, parlare, chiamare. Ci sono, come ci sta dicendo il nostro collega Guido Barbato da Padova, tantissimi modi di poter parlare, di poter dire quello che qualcuno sta facendo e insomma l'importante è accedere. Scusa Guido per l'inciso, vai avanti.
Sì, è proprio così. Chi vuole sostenere l'attività del Gruppo Veneto Centro-Evento Progetti Donna, oggi c'è anche un piccolo mercato. Ricordo che è comunque un'associazione che può ricevere donazioni deducibili dalla dichiarazione dei redditi, perché i contributi pubblici da qualche anno sono veramente molto molto scarsi. Questa è un po' la denuncia che Mariangela Zanni, l'attuale presidente, ci ha fatto poco fa al microfono. Molto bene. Cambiamo un pochino argomento, vi dico solo, come vedete non ho tolto la mascherina perché il sindaco Giordani in questi minuti o nei prossimi minuti firmerà l'ordinanza che obbligherà di indossarla a tutti coloro che gireranno per Padova all'interno dell'area delle mura medievali, quindi in tutto il centro storico in sostanza, a sola esclusione di Prato della Valle, Corso Milano, se non ricordo male, e niente più. Tutte le altre zone saranno obbligatorie, sarà obbligatorio portare la mascherina dalla mezzanotte di oggi, insomma di domani, venerdì, fino al 31 dicembre, fino alla giornata di San Silvestro. Questo per contenere, come detto, insomma, il più possibile, in vista del fatto che da domani cominciano gli sconti, certo. Insomma, e comunque cominciano i fine settimana. L'albero che avete visto prima in allestimento verrà infatti acceso domani e inizieranno molte attività anche gestite, insomma, promosse direttamente dal comune, non solo dai negozianti, proprio da domani in poi. Ecco. Molto bene Guido, intanto adesso abbiamo la pubblicità che incombe, quindi dobbiamo rientrare. Intanto ti ringraziamo per queste notizie. Se c'è qualcos'altro che vuoi raccontarci ti teniamo fino a dopo la pubblicità, altrimenti ci vediamo dopo. Dici Guido. Al volo, in ballo c'è una manifestazione dei no Green Pass lanciata per ora per sabato pomeriggio in Prato della Valle alle 15. Qui è proprio in mano al questore la decisione, perché sapete che in Prato della Valle il sabato c'è un colossale mercato, certo, ambulante. Non lo so come andrà a finire, stiamo attendendo proprio a minuti notizie dalla questura. Se arriveranno ve lo farò sapere quanto prima. Molto bene, grazie Guido, buon lavoro, buona giornata. Noi rientriamo in studio, ma solo per lanciare la seconda pausa pubblicitaria. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Oggi l'abbiamo introdotto questo tema con il nostro Guido Barbato da Padova, è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Abbiamo ricordato che la violenza non è naturalmente solo quella fisica, ci sono tanti tipi di violenza sulle donne, sulle persone. Quello che emerge è solo una punta minima di un iceberg, come si suol dire, davvero immenso. Il consiglio che danno tutti è quello di parlare, di farsi sentire. Ci sono tutte le possibilità per entrare in contatto con qualcuno che può aiutare anche in modo assolutamente riservato, segreto. Ci sono numeri di telefono, numeri verdi, mail, qualsiasi cosa. L'importante è parlare, l'importante è uscire da quella zona d'ombra. Adesso vediamo un video che ha preparato il comune di Cartigliano, che ci è stato inviato proprio sul tema di questa giornata.
Può essere che tu ti senta disorientata e non riesca a dare un nome a ciò che ti sta capitando. Eppure, nominare un problema è il primo indispensabile passo per poterlo affrontare e superare. Il Comune di Cartigliano appoggia e sostiene lo sportello di Spazio Donna. Non sei sola, noi siamo con te. Avete visto un video in cui ci ricordano come le cose possono anche cambiare se si cambia, se si fa qualcosa. Il primo passo, come abbiamo detto, è quello di parlarne sempre e comunque. Rimaniamo su questo tema. Vediamo il progetto presentato invece a Treviso. 2 anni di lavoro che ha coinvolto gli studenti di 6 istituti superiori della Marca, un progetto nato con la volontà di sensibilizzare ragazzi e ragazze sul delicato tema della violenza contro le donne. Sono i dati del Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso a fotografare la situazione. Nel 2019 sono state 174 le richieste d'aiuto arrivate, nel 2020 il numero è salito a 189, complice anche la pandemia, 149 da inizio 2021 al 15 novembre. Una vera e propria piaga che richiede l'impegno di tutta la società, ragazzi compresi, e sono stati proprio loro, al termine di questo biennio, a concretizzare lo studio nella guida Vietato morire, che prende il nome dalla canzone di Ermal Meta. I contenuti sono contenuti studiati dagli studenti, delle scuole, dal loro incontro con gli attori della rete contro la violenza, quindi dalle forze dell'ordine, i consultori, l'azienda sanitaria, le case rifugio, i centri antiviolenza, quindi i servizi sociali dei comuni, e loro hanno fatto una sintesi, hanno dato un'immagine grafica e sono diventati una guida e un flyer in distribuzione. Anche attraverso storie e testimonianze di violenza gli studenti hanno cercato di entrare nei panni delle vittime e dei carnefici. È come se mi vergognassi di essere uomo, cioè come se mi sentissi come se fossi un mostro. Infatti penso che il fattore chiave per il nostro progetto sia stata proprio la nostra capacità di mettersi nei panni delle donne vittime di violenza, la nostra empatia che ci ha permesso di dare un'immagine più concreta. Gli opuscoli al momento in italiano verranno tradotti in altre lingue per essere a disposizione di tutti e saranno distribuiti in farmacie, negozi, sportelli comunali e studi medici. La diamo disponibile anche agli altri comuni. Allora adesso andiamo da Chiara Gaiani che ci aspetta da Prato della Valle, da una delle piazze più belle del mondo, per aggiornarci, per il secondo aggiornamento sulle novità padovane. Ci pare di capire che la giornata sia decisamente uggiosa, se non già piovosa da quelle parti. Buongiorno Chiara. Buongiorno Ferdinando e buongiorno ai telespettatori. Ti confermo che più che uggiosa sta diventando piovosa, anche se è una pioggeredina che per ora insomma non dà molto fastidio, ma penso che alle mie spalle forse si intravedano alcuni ombrelli aperti, e confesso che con il collega Federico Cibotto stiamo cercando di capire qual è l'umore dei padovani sul Green Pass. Per fortuna anche Padova è una città che ha grandi portici e noi li stiamo sfruttando a pieno su questo tema. Ti aggiornerei però, intanto se vuoi ti racconto insomma che cosa ci hanno detto. Ovviamente sul Super Green Pass adottato dal governo ci sono delle opinioni contrastanti da parte dei cittadini. Abbiamo raccolto anche la voce di una signora che ha vissuto l'asiatica e ci ha detto con un certo insomma rammarico che ai suoi tempi ci fossero stati i vaccini, probabilmente molte meno persone sarebbero morte. Quindi insomma questa è una riflessione che abbiamo appunto appena raccolto e che lascio che condivido insomma con tutti voi. Vi aggiorno anche invece su quello che si annuncia insomma essere un evento davvero molto particolare. Sappiamo che ci ha lasciato Ennio Doris, il banchiere dei cittadini, è stato definito dai più originario di Tombolo. La cittadina dell'Alta Padovana si sta preparando per sabato pomeriggio alle 14:30 nella chiesa di Sant'Andrea. Ci sarà il funerale di Ennio Doris, che ha espresso la ferma volontà di essere salutato nella sua terra d'origine e poi di riposare nella tomba di famiglia all'interno proprio del cimitero di Tombolo. Sono annunciate, abbiamo parlato con il sindaco, 140 autorità presenti al funerale, tra cui Silvio Berlusconi, un amico fraterno per Ennio Doris, ma anche Felice Confalonieri, anche il regista Ozpetek che sta proprio
raccogliendo alcuni tratti della biografia di un uomo straordinario, straordinario anche per come si è posto nei confronti dei suoi cittadini. A Tombolo tanti stanno piangendo lacrime vere perché sentono davvero il distacco da un uomo che ha fatto molto per la sua città, una città che non ha mai dimenticato, dove ha sempre aiutato chiunque, persino un uomo ci ha raccontato la figlia che stava lottando contro una grave malattia. Saranno allestiti 3 maxi schermi nel comune, ci sarà una tensostruttura nel sagrato della chiesa di Sant'Andrea, ci saranno i varchi di accesso con un controllo del Green Pass, saranno impegnati solo della protezione civile una trentina di persone, poi carabinieri in pensione, le forze dell'ordine e anche proprio la sicurezza del gruppo Mediolanum sarà proprio schierata. La provinciale, questa è una notizia di servizio, le provinciali che collegano Tombolo, si entra da San Martino di Lupari e Tombolo e da Cittadella dalle 13 saranno chiuse, e quindi insomma una giornata che il comune si appresta a vivere, una giornata anche di grande dolore, lutto cittadino per quel giorno a Tombolo. Chiara, allora, intanto molte notizie di servizio che saranno utili a tantissime persone nei prossimi giorni. Noi adesso abbiamo la pubblicità. Hai ancora qualche notizia padovana? Beh sì, se vuoi purtroppo ti aggiorno su un lutto, so che insomma tu lo conoscevi bene, molto meglio di noi, se n'è andato uno storico oste dei Colli, se n'è andato Fufi, lo chiamavano, Oscar Dal Santo, è morto a 70 anni, gestiva questa locanda bellissima a Fontana Fredda di Cinto Euganeo, il funerale sarà tra l'altro domani pomeriggio e noi lo ricordiamo. Sono notizie che circolano sui Colli, che hanno lasciato davvero addolorate molte persone, visto non solo dal punto di vista del ristoratore in sé, ma proprio dal punto di vista umano, quello che Oscar Dal Santo, detto Fufi, aveva lasciato nelle persone che avevano avuto modo di frequentare quella che era a tutti gli effetti casa sua. Allora, Chiara, noi ti ringraziamo per questo collegamento. Adesso andiamo in pubblicità. Siamo fino alle 13:30, quindi se ci saranno altre notizie non esitate a contattarci. Ci pare che tu abbia ancora qualcosa però da No, volevo dirci. solo, Sì? insomma, visto che parlavamo di Colli, il ricordo di questa legge importante che ha salvato i Colli Euganei. Abbiamo sentito ieri un giornalista che si sta preoccupando, tra l'altro si sta occupando di ricordarla questa legge, non so se avete già avuto modo di vederla con i telespettatori, ma insomma è un argomento davvero molto interessante. Vediamo tutto questo a rientro dalla pubblicità. Grazie Chiara, buon lavoro. Grazie a voi. Noi torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità. State con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo sentito il collegamento da Padova con la nostra Chiara Gaiani che ci ha aggiornato sulle ultime novità padovane. Torniamo in zona perché ieri era una giornata molto particolare per il territorio dei Colli Euganei, il parco regionale dei Colli Euganei. 50 anni fa veniva varata la legge che sostanzialmente ha salvato un'immensa zona, questo è un punto di vista ovviamente, e col senno di poi effettivamente i risultati sono stati molto positivi. È cambiata un'epoca perché è stata chiusa o comunque rallentata l'attività di escavazione dei Colli Euganei e vediamo cos'è cambiato. Questo santuario è stato danneggiato per la prima volta proprio da un'esplosione avvenuta in cava qui vicino a Monte Ortone. Saltarono anche i vetri della vicina abbazia di Praglia. Monte Ortone in quel momento, proprio dietro ci sono cave anche qua, stava scivolando in avanti e da allora è tenuto monitorato. Questo è solo uno dei tanti episodi, segnale della fragilità dei colli da proteggere. Da qui prese il via il progetto della legge 1097 a tutela del Parco Colli, che mise fine alla presenza delle cave. Una legge che compie 50 anni, una ricorrenza che avviene nel più totale silenzio da parte delle istituzioni, dice il giornalista Renato Malamanna, esperto dei colli. Perché fu l'epilogo di una vicenda molto conflittuale, perché le cave rappresentavano anche lavoro per tante famiglie, e però stavano distruggendo letteralmente i Colli Euganei. Quella legge è stato uno spartiacque fondamentale
per la tutela dei coniuganei, sia dal punto di vista politico che culturale, perché per la prima volta gli interessi dell'ambiente sono venuti prima degli interessi dei privati, ed è stato stabilito, come prevede l'articolo 9 della Costituzione, che il paesaggio è un bene della comunità nazionale e quindi da tutelare. Alla fine degli anni 60 erano circa 80 le cave all'opera. Iniziano a comparire sulla scena i primi movimenti ambientalisti che spinsero molto la politica, portando la questione dei Colli Euganei all'attenzione dei parlamentari Giuseppe Romanato e Carlo Fracanzani. Stregge del paesaggio in quell'epoca richiamarono l'impegno forte, vibrante, questo è proprio bene ricordarlo per l'impegno civile di cui è stato esempio, l'impegno dei comitati per la difesa dei Colli Euganei, alla cui guida c'era quello di battaglia di Franco Gianni Sandon, che è sempre stato attivo anche in tutti questi anni. Per ricordare questa legge è stato scritto anche un volume, I colli ritrovati, gli Euganei a 50 anni dalla legge che fermò le cave, che ci porta ai giorni nostri con un tema sempre attuale. Oggi c'è la problematica, per esempio, legata alle cementerie. Ne è rimasta una sola attiva su 3, comunque c'è un forte dibattito sulla gestione anche di questi impianti, ma anche sulla gestione di quello che è rimasto delle altre 2 cementerie. Restiamo sui Colli Euganei per una notizia di cui avevamo parlato poco fa in collegamento con Padova. Si è spento uno degli ultimi, forse l'ultimo oste in senso stretto dei Colli Euganei, Oscar Dal Santo di Fontana Fredda, conosciuto da tutti come Fufi. Vediamo il servizio. Non si va a mangiare da Dal Santo a Fontana Fredda di Cinto Euganeo, si va da Fufi, punto e basta. Il cognome serve solo per i postini, per l'elenco del telefono e per le ricerche su internet. Si va da Fufi e si viene accolti come amici che bazzicano da lungo tempo per casa. Scrive così sulla sua pagina Facebook un amico di Fufi che, da vero amante e cultore della buona cucina, saluta commosso Oscar Dal Santo, l'oste di Cinto Euganeo, titolare da sempre dell'omonima trattoria di famiglia che lascia in eredità al figlio Diego. Fufi si è spento all'età di 80 anni. La lunga malattia contro cui combatteva da tempo non lo aveva mai allontanato dalla sua osteria. L'addio a Fufi venerdì alle 15 nella chiesa di Fontana Fredda. Chiudiamo la pagina della cronaca padovana e andiamo a vedere assieme quelli che sono i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Sono appena arrivati in redazione, sono quelli aggiornati a questa mattina alle 8 e sono in trend, sono in tendenza con quelli degli ultimi giorni, perché sono 2066 le nuove positività riscontrate con i tamponi. È il dato più alto degli ultimi giorni, abbiamo sforato quota 2000 nuove positività al giorno e era nell'aria, insomma, vedere questo dato che cresce così, insomma, dà da pensare. Sono infatti 25.000 le persone attualmente positive in Veneto e anche qui è un dato che fa pensare, lascia un po' perplessi, perché eravamo a 9.000 solo qualche giorno fa, adesso abbiamo sforato, abbiamo polverizzato anche il limite delle 25.000 unità. Sono 507.000 le persone che sono risultate positive al Covid dall'inizio dell'emergenza coronavirus in Veneto. Sono invece 11.930 le persone che sono morte, che hanno perso la vita a causa del Covid dall'inizio della pandemia, ricordiamo nel febbraio dell'anno scorso, marzo dell'anno scorso. Scendiamo nella seconda parte della tabella, vediamo come crescono anche i numeri legati agli ospedali. Ormai la sanità fino a qualche giorno fa reggeva egregiamente, adesso si vede qualche crepa. Ci sono 19 persone ricoverate in terapia intensiva positive solo a Padova e questo è un dato che poi si ripete con numeri naturalmente minori in quasi tutto il Veneto. Vediamo la situazione complessiva della sanità. Sono 449 le persone ricoverate in area non critica in tutto il Veneto, di cui 400 sono ancora positive, 49 si sono negativizzate. Sono 85 e questo numero sale, si avvicina alla soglia delle 100 unità, 85 le persone che sono ricoverate in terapia intensiva. Di queste ben 74 sono ancora positive, 11 si sono negativizzate. A conti fatti ci sono negli ospedali del Veneto 474 persone positive al Covid in questo momento, sono molte più di
500 invece quelle fra positivi e negativi ricoverate sia in terapia intensiva che in area non critica. I dati come cambiano rispetto al giorno precedente? C'è un bilancio positivo purtroppo di 17 unità per quanto concerne l'area non critica, c'è un bilancio positivo di 5 unità anche in terapia intensiva, e questo vuol dire che ci sono state delle dimissioni, ma ci sono stati tanti ingressi in ospedale. Il numero dei morti sale, siamo ormai a numeri parecchio alti ogni giorno, naturalmente non devastanti come durante il lockdown, la prima fase della pandemia, durante le altre ondate, però in ogni caso vedere 7 morti ancora a fine novembre 2021 a causa del Covid fa impressione davvero. Torniamo in studio, ma solo per lanciare l'altra tabella, che è quella legata alle vaccinazioni. Vediamo come sta andando. Allora, cresce davvero il numero delle dosi somministrate, siamo quasi a 22.000 nella giornata di ieri, di cui 1391 prime dosi. Questo è un numero che non cambia, non cresce, ormai le prime dosi sono sempre fra le 1.200 e 1.300 unità ogni giorno. 1331 i cicli completati, anche qui è parecchio basso il numero di cicli completati, perché ormai ha preso il volo il numero delle addizionali, del booster, la cosiddetta terza dose, che sta riguardando fasce sempre più alte e ampie della popolazione. Vediamo, il Veneto ha somministrato il 92,3% delle dosi a disposizione, vuol dire che si sta correndo, c'è magazzino, ma si sta correndo parecchio. Vediamo le percentuali sulla popolazione totale, quindi su tutti gli abitanti del Veneto, i residenti in Veneto sono 76,7%, quelli che hanno almeno una dose 75,6%, quelli che hanno il ciclo completo il 76,9%, quelli che hanno una dose più la prenotazione. Siamo ormai al 7,4% per quanto concerne le terze dosi addizionali o booster. Però quella importante come grafica, come tabella, è questa, perché è quella che riguarda le fasce vaccinabili della popolazione, ovvero gli over 12. Siamo all'85,1% per quanto riguarda la prima dose, 83,8% per quanto riguarda il ciclo completo. Sono dati importanti anche perché le persone, gli over 80, che è una categoria a rischio, lo sappiamo, è il 100% di copertura della prima dose, il 98,7% addirittura della seconda dose, si torna al 100% con la prenotazione, e siamo già all'8,2% complessivo naturalmente per quanto riguarda la terza dose addizionale booster. Con questi dati ci sembra di poter capire che stiano risalendo le medie settimanali. Infatti vedete che questa onda che era scesa a ottobre sta risalendo. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Adesso noi torniamo in studio, facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo fino alle 13:30, siamo in onda con il Focus TG, abbiamo ancora moltissime notizie da darvi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo parlato fin qui anche del Green Pass, del Super Green Pass, di quello che cambierà non da qui in avanti, perché naturalmente manca ancora qualche giorno alla piena operatività del provvedimento varato dal governo, però insomma, cambieranno molte cose. Cambierà qualcosa anche per il settore del turismo invernale. Ci sono delle decisioni ancora da prendere, ci sono delle situazioni da limare. Nel frattempo il meteo, che non aspetta nessuno, ha anticipato tutti quanti, come per dire: attenzione che ho intenzione quest'anno di far scendere la neve, che avete visto l'anno scorso sarebbe una manna per la montagna veneta in generale. Vediamo queste immagini che ci arrivano dal Monte Verena. Siamo nell'altopiano dei 7 comuni, siamo a Roana, e Verena, zona sciistica come molte altre nell'altopiano, Melette, insomma sappiamo che ci sono molti comprensori sciistici sull'altopiano, che pure come quota è piuttosto basso rispetto alle Dolomiti. Sta nevicando, forse è un modo che
che a qualcuno per dirci sbrigatevi a trovare una soluzione per salvare non solo il Natale ma anche il Natale del comparto turistico invernale, il Natale dello sci. Ne parleremo ovviamente nel corso della nostra informazione, e da qui ai prossimi giorni ci sono molti temi da discutere, compreso questo. Allora andiamo avanti con invece l'argomento Covid. Vediamo, eravamo ad Asiago poco fa, rimaniamo in zona, vediamo com'è cambiata la situazione nell'area dell'ULSS 7. Non si arresta l'aumento dei contagi nell'ULSS 7, non una crescita esponenziale, ma costante, a cui si accompagna anche un aumento di ricoveri in ospedale. Rispetto alle ultime 24 ore, nella Pedemontana si registrano 102 persone positive in più. Per quanto riguarda i ricoveri, infatti, ora sono in tutto 52, con altri 6 pazienti entrati nei reparti non intensivi. Una parziale buona notizia è il fatto che non ci sono stati nell'ultimo giorno nuovi ingressi in terapia intensiva. Sempre alto il numero di tamponi fatti e non sono mancate lunghe attese. Eseguiti 2.850 tamponi, divisi più o meno a metà tra rapidi e molecolari. Infine i ricoverati sono 24 a Sant'Orso e 16 a Bassano, nessuno ad Asiago. In terapia intensiva ci sono 3 pazienti a Sant'Orso e 2 a Bassano e per fortuna nessun nuovo decesso si registra nella Pedemontana. Vediamo la situazione con il direttore generale Dalben invece. A preoccupare sono le previsioni. Se si va avanti di questo passo, con il continuo aumento dei casi in Veneto, a metà dicembre ci saranno più di 50.000 positivi al Covid. A dirlo è il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dalben. Le previsioni sono previsioni che ci fanno stare molto attenti. Ecco perché l'invito è quello che dobbiamo veramente tutti aiutarci ad invertire questa tendenza alla crescita della curva dei casi positivi. E quindi ecco l'importanza della terza dose, aderire all'invito della terza dose di vaccino, questa dose booster di richiamo, l'importanza dei comportamenti individuali, non mi stancherò mai di ripetere dell'importanza della mascherina, dell'importanza del distanziamento sociale, dell'evitare gli assembramenti. Padova, provincia maglia nera, supera i 5.000 casi attualmente positivi, sono ben 1.795 in più rispetto alla settimana scorsa. Analizzando l'andamento dei ricoveri, Dalben parla di pandemia dei non vaccinati. Lo abbiamo registrato anche questa settimana con la presenza in terapia intensiva di 19 persone, tutte non vaccinate. Ecco, questo è un dato che fa pensare, sono persone giovani che di salute stavano appunto relativamente bene. Il fatto di non essere vaccinati ha portato ad un ricovero in un'area critica molto pesante. C'è anche un bimbo di appena 10 mesi in terapia intensiva e l'adulto più giovane ha 36 anni e non è vaccinato. Ad oggi sono 93 i ricoveri totali. L'ospedale si sta preparando ad aumentare i posti letto, pronta la terapia intensiva del dottor Navalesi, attualmente disponibile per i non Covid, e quella del Sant'Antonio. Anche l'area medica e subintensiva potrebbero essere potenziate con 22 nuovi posti letto al 9° piano del monoblocco. L'azienda ospedaliera invita ad accelerare sulle terze dosi e presto saranno operativi con nuove linee di vaccinazione al padiglione 6 della fiera. Sono circa 15 linee che apriremo in fiera proprio per poter dare a tutti la possibilità di fare questa terza dose di richiamo. Apro e chiudo una parentesi, ma anche chi deve fare una prima dose è benvenuto, che sia ben chiaro, quindi questa terza dose di richiamo nel più breve tempo possibile. Il 50% dei sanitari ha già ricevuto la dose booster, ma sul fronte opposto pesano le sospensioni del personale Novax che salgono a 233, di queste 211 riguardano infermieri e operatori sociosanitari. Vediamo adesso un servizio che ci arriva dalla nostra redazione di Treviso che riguarda uno dei leader della protesta No Pass della Marca che si trova ricoverato in ospedale. Uno che finché non tocca con mano, e come molti personaggi del mondo della politica internazionale che non se lo sono fatti questo siero sperimentale, ecco, quindi aspetterò come fanno tanti altri. Per il momento prego Dio, come sono qua a Medjugorje, di fare il mio lavoro e rispettare le regole. Così la sera del 9 novembre, nel corso della trasmissione Focus del direttore Luigi Bacciali, Lorenzo Damiano, collegato da Medjugorje, confermava la sua linea nei confronti del vaccino e del Green Pass, temi che aveva portato nella campagna elettorale di Conegliano, dove si era candidato a sindaco nella lista Norimberga 2, diventando uno dei punti di riferimento dei No Pass trevigiani. O ti fai il Green Pass o stai a casa, non ti licenziano, non prendi soldi. Questa è una dittatura violentissima.
La nostra è una posizione di giustizia, di libertà e di civiltà. Ci stanno togliendo di tutti i diritti. Ora Damiano, presidente dei pescatori di pace, si trova ricoverato in area subintensiva sotto ossigeno, quindi all'ospedale di Vittorio Veneto, proprio a causa del Covid. È cosciente e in mattinata ha postato alcune immagini di quella Madonna che in tanti stanno pregando perché la situazione non peggiori. Certo, è probabile che proprio a Medjugorje Damiano, 56 anni, si sia infettato. La città bosniaca è tra le più colpite dal virus in Europa. Una vicenda personale, ma che, visti i presupposti, è anche politica. Si parlava di grande complotto, di grandi poteri, del virus che non esiste, una grande presa in giro. Oggi però purtroppo è in terapia intensiva. Gli auguro ovviamente pronta guarigione, con la speranza che anche lui capisca che le parole che si dicono alla comunità sono parole importanti che possono condizionare anche le azioni dei nostri cittadini. Al di là di ogni giudizio deve portare le persone ad analizzare la situazione con obiettività, ovvero i dati scientifici che raccontano comunque questa pandemia. Diametralmente opposta all'interpretazione degli esponenti no pass della marca, su tutti Davis Bonaldo, che più volte a Conegliano aveva collaborato con lo stesso Damiano. Non direi che sia una cosa da metterci la mano sul fuoco, il fatto che se ti vaccini non ti ammali o non finisci in terapia intensiva. Centinaia i commenti sulla pagina Facebook del leader No Pass, dove in molti ribadiscono tesi complottiste. Qualcuno va oltre. Prego per te, scrive un utente, sono molto deluso, però sei andato in ospedale tra le braccia dei dittatori sanitari invece di restare a casa e usare le terapie domiciliari. Torna subito a casa. Il commento che sembra non essere ironico. Restiamo in zona, anzi abbiamo un collegamento adesso, perché entra in Skype Luisa Bertini da Vicenza. Buongiorno Luisa, abbiamo gli aggiornamenti dall'area iberica. Buongiorno. Sì, stiamo facendo un giro per sondare come è stata presa l'iniziativa del Super Green Pass anche in zona bianca, e questa mattina siamo stati a Castignero, dove è stato inaugurato il nuovo sportello antiviolenza per le donne e dove abbiamo intercettato anche l'assessore regionale Manuela Lanzarin, e l'abbiamo intervistata proprio a proposito di questo Super Green Pass. Anche lei, diciamo, ha avanzato perplessità per l'estensione al Super Green Pass anche in zona bianca, e perplessità anche per quello che saranno i controlli e come verranno gestiti. Mattinata che per noi è stata intensa e che procede tuttora anche sul fronte appunto della violenza, visto che oggi è la giornata internazionale per combattere la violenza sulle donne, dove qui in provincia a Vicenza è stato firmato un accordo contro le discriminazioni sul lavoro dalla consigliera di parità e dalle 3 sigle sindacali. Quindi, diciamo, all'interno del TG troverete anche un'ampia pagina che va a descrivere la condizione salariale delle donne vicentine rispetto agli uomini. Poi ti do anche 2 notiziole di cronaca di questa mattina, stamattina presto, relative a 2 interventi dei vigili del fuoco, uno a Sarcedo per un'auto in fiamme, anche se appunto non ci sono stati feriti perché il passeggero è uscito prima dell'incendio, e l'altro a Tiene dopo le 6 di mattina, in cui il conducente, mentre stava percorrendo la strada, si è accorto che qualcosa non andava e quindi è sceso e il furgone si è incendiato. Quindi 2 interventi da parte dei vigili del fuoco, fortunatamente senza conseguenze sulle persone. Insomma, ricca mattinata, gli approfondimenti li troverete all'interno del TG. Adesso vado a prendermi ancora pioggia e vi auguro una buona giornata. Allora rimandiamo ai nostri telespettatori per il TG Vicenza di questa sera con tante notizie. Grazie Luisa, buon lavoro. Grazie a voi. Torniamo in studio. Allora abbiamo sentito questa parentesi vicentina, moltissime notizie sia di cronaca che di attualità anche sanitaria dall'area iberica, questa sera nel TG Vicenza. Tutto il resto torniamo nella Marca trevigiana, perché il primario della terapia intensiva del Cafoncello, dottor Antonio Farni, andrà in pensione e ha deciso di parlare con noi, di lasciare ai nostri microfoni un ricordo di questi quasi 2 anni in prima linea. Abbiamo dovuto inventarci cose che nessuno
di noi pensava di poter fare prima. Quasi 2 anni di pandemia, visti da chi questi mesi li ha vissuti sempre in prima linea, in una battaglia quasi corpo a corpo contro una malattia sconosciuta che ha sconvolto la vita di tutti. Il dottor Antonio Farnia, direttore dell'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione del Cafoncello, dal 1° dicembre andrà in pensione e ripercorre la drammaticità dell'ultimo periodo. Abbiamo dovuto ridurre l'attività per le altre chirurgie, i posti di terapia intensiva non erano sufficienti anche per molti altri, per cui è stato molto difficile, insomma abbiamo dovuto inventarci cose che nessuno di noi pensava di poter fare prima. 397 persone ricoverate dall'inizio della pandemia. Con la vaccinazione le cose sono cambiate, ma nelle ultime settimane la 4ª ondata sta nuovamente mettendo a dura prova la terapia intensiva. Quello che abbiamo visto di nuovo sono solo che i pazienti non vaccinati, anche più giovani, cominciano ad affacciarsi alla terapia intensiva, e sto parlando di 40enni, 50enni che all'inizio non vedevamo. E tra i non vaccinati c'è chi si pente. Molti di quelli che hanno avuto malattie gravi, che sono stati qua da noi anche per oltre un mese, 40 giorni, 50 giorni, poi ritornano molto provati dalla malattia, alcuni anche dopo molti mesi continuano a non respirare bene, ad essere molto dimagriti, a non riuscire a fare più quello che facevano prima, con dolori cronici. Ecco, queste persone francamente ci dicono che se lo avessero saputo prima avrebbero tentato di non arrivare a questa cosa. La voce del primario si incrina quando il pensiero va a tutte quelle persone che non ce l'hanno fatta. Fino all'esito negativo abbiamo lottato con loro come se fosse successo a noi, e io devo dirle che più di uno oramai amici che sono morti, e questo hanno creato veramente dei grandi vuoti, anche perché francamente stare male, non riuscire a respirare non è una cosa molto umana da sopportare. Dopo questa testimonianza rimaniamo in zona, perché all'Electrolux di Susegana arrivano nuovi provvedimenti per limitare i contagi. La mascherina indossata sempre all'interno e all'esterno della fabbrica, quindi non si può mai togliere durante l'orario di lavoro. L'aumento del smart working, la mascherina FFP2, il fatto che annullano gran parte delle trasferte e gran parte delle visite di persone che vengono dall'esterno. Electrolux Italia introduce un nuovo livello di rischio all'interno delle sedi italiane, più vicino al modello europeo rispetto a quello adottato dal governo italiano, per la tutela e prevenzione dei contagi da coronavirus, visto l'aumento dei casi positivi all'interno dello stabilimento trevigiano. E se nuove misure restrittive vengono adottate, altre sono state cessate dopo l'introduzione dell'obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro. Non si fa più il controllo già da tempo della temperatura quando si arriva. L'azienda tenderebbe a non usare più il contatto breve, il contatto stretto, e quindi la sospensione cautelativa. Pertanto i sindacati chiedono un incontro urgente all'azienda affinché venga adottato un approccio maggiormente precauzionale per garantire la massima sicurezza ai dipendenti all'interno dell'azienda. La sospensione del lavoratore che aveva avuto contatti stretti con il lavoratore positivo, che venga inviato nei centri appositi e non nell'infermeria aziendale, come si è sempre fatto, a fare i tamponi molecolari e non i tamponi quelli rapidi. Chiudiamo questa pagina corposa dedicata al Covid con una nota che ci arriva adesso dalla Regione del Veneto, perché Luca Zaia dice che il Veneto continua a rimanere zona bianca, ma la situazione delineata dal report quotidiano richiede una riflessione importante. Oggi infatti ci confrontiamo, dice Zaia, con una giornata in cui si superano già i 2000 contagi. L'impatto delle vaccinazioni sta garantendo la tenuta sul fronte del numero di pazienti ricoverati, ma la cosa certa è che siamo di fronte a un lento e inesorabile incremento del contagio, con proiezioni importanti rispetto alla crescita. La situazione richiede, avverte Zaia, di tenere alta la guardia. Rimane fondamentale
il rispetto delle regole e l'uso della mascherina, soprattutto in condizioni di assembramento. Bisogna continuare, conclude il governatore, a impegnarci in un grande lavoro di squadra. Ovviamente non viene meno l'invito alla vaccinazione anche con la terza dose per coloro che hanno maturato i requisiti. Allora, Zaia conclude dicendo: un appello va fatto anche a non escludere la possibilità di vaccinarsi secondo le indicazioni della comunità scientifica, con le prime dosi che quotidianamente continuano a essere inoculate. Qualora un cittadino abbia dubbi sul vaccino o sulla profilassi, si rivolga al suo medico curante che da esperto potrà dare ogni indicazione utile. Queste le parole di Luca Zaia. Vedremo se riusciremo ad averlo a microfono o a un video per i TG di questa sera per approfondire questi temi così complessi. Cambiamo argomento, passiamo al tema del lavoro. Abbiamo visto comunque adesso cosa cambia l'Electrolux, in questo caso di Susegana. Andiamo a vedere l'avvertenza dei lavoratori della Fenice a Venezia. Si fa tanto parlare di cultura e di necessità di ridurre il precariato. Noi crediamo che queste cose dipendano da atti formali. L'atto formale che stiamo attendendo è l'approvazione da parte del MIBACT della dotazione organica che la Fenice ha presentato come proposta ad aprile di quest'anno. Venezia chiama, ma Roma non risponde. L'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali non è arrivata, superando il limite di 60 giorni previsto. Una mancata risposta che blocca i concorsi interni che la Fenice potrebbe bandire per stabilizzare i lavoratori a tempo determinato. I lavoratori sono variegati, cioè in molti reparti, sono ad oggi una quarantina. La dotazione organica è presentata di 315 persone a tempo indeterminato. Se venisse approvata, queste 40 persone potrebbero veder trasformare il loro rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Teniamo conto che sono anni che questi lavoratori vivono di tempi e di rinnovi di tempi indeterminati. Il Partito Democratico ha depositato un'interrogazione al sindaco chiedendo all'amministrazione comunale di attivarsi con urgenza per sollecitare l'approvazione della pianta organica proposta dalla Fondazione Teatro La Fenice. Ma se la risposta del MIBACT tardasse ad arrivare, il sindacato lancia un'ulteriore proposta. Qui c'è una richiesta che noi facciamo alla Fondazione di un'assunzione di responsabilità che sta nella fatto di bandire i concorsi indipendentemente dal fatto che il Ministero risponda o no, perché ad oggi è il Ministero che è in difetto di legge. E lo possono fare? Lo possono fare, secondo noi lo devono fare, nel senso che non può essere che la burocrazia tenga al palo un'azienda e il destino dei lavoratori. Chiudiamo anche la pagina dedicata al lavoro, andiamo nella sezione della cronaca con un assalto a un negozio di elettronica. Assalto ad un ingrosso di prodotti elettronici di via Ontani. A fare irruzione nello stabile all'alba di ieri, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stata una banda di 8 persone. Avrebbero sbarrato la strada d'accesso sul retro con 3 furgoni rubati e cosparso l'asfalto con chiodi a 3 punte per impedire l'accesso alle pattuglie nel momento del loro arrivo. Un quarto furgone lanciato in retromarcia sarebbe stato invece utilizzato come ariete per sfondare la porta d'accesso al magazzino alla ricerca di cellulari poi trovati sfondando un secondo accesso. Una volta introdotti all'interno, gli uomini incappucciati, vestiti di nero, avrebbero arraffato quanto più possibile tra smartwatch e telefonini nei pochi minuti a disposizione per poi scappare disturbati dall'allarme. A bordo di auto anche quelle rubate, lasciandosi alle spalle danni da migliaia di euro e asportando un bottino di meno di 4.000 euro. Sul posto intervenuti i carabinieri di Vicenza che indagano sul fatto. Giornate di cronaca, giornate anche di rapina purtroppo a Vicenza. Vediamo cos'è successo. Rapinata all'alba mentre va a lavoro. Tutto è successo ieri intorno alle 5 di mattina in strada delle Cattane, quando una donna che andava a lavoro è stata avvicinata da 2 uomini stranieri. Uno dei 2 l'ha afferrata al collo, trattenendola, mentre l'altro le rovistava dentro le tasche per portarle via il cellulare. Le ha strappato lo zainetto dalle spalle, rubando i 40 euro che erano all'interno. I 2 si sono dati alla fuga dileguandosi a piedi, intervenuti sul posto i carabinieri di Brendola. Anche un cittadino straniero è stato rapinato di 80 euro.
Un coltello puntato alla gola subito dopo aver prelevato del contante al bancomat. Una rapina in strada accaduta nella notte ai danni di un cittadino del Gambia, 27enne regolarmente presente in Italia. Erano le 2:30 circa all'incrocio tra Viale Milano e Corso San Felice e Fortunato. Una coppia di balordi ha intimato all'uomo di consegnare loro il denaro, appena 80 euro. Il gambiano ha consentito in un primo momento, ma nel tentativo di difendersi è stato ferito ad una mano, tanto da dover ricorrere poi alle cure del pronto soccorso. Sul fatto sono ancora in corso le indagini dei carabinieri. Non solo rapine, purtroppo anche uno scippo. Uno scippo consumato alle 22 di ieri in via Manara. Una signora a piedi è stata avvicinata da 2 uomini in sella ad una bici. Uno dei 2 le ha strappato la borsa dal braccio. Strattonandola le ha fatto perdere l'equilibrio. La signora di 58 anni è caduta rovinosamente a terra, riportando escoriazioni. Intervenuti i carabinieri e gli uomini del SUEM che l'hanno subito soccorsa. Non ce l'ha fatta il 24enne, è rimasto coinvolto domenica sera in uno schianto a Zero Branco. Abbiamo sentito che il sindaco. Tutta la comunità, tutti noi speravamo che Mattia riuscisse a sopravvivere e soprattutto potesse riprendersi il prima possibile. Purtroppo così non è stato. Tutta Zero Branco ha sperato fino alla fine che Mattia Aquilin potesse farcela. Il giovane di 24 anni ha lottato tra la vita e la morte dopo il grave incidente stradale in cui era rimasto coinvolto nella notte tra domenica e lunedì. Mattia, alla guida della sua Panda, era uscito di strada in via Scandolara a Zero Branco, finendo prima contro un palo del telefono, poi contro il muro di recinzione di un'abitazione. L'impatto era stato violentissimo. Il 24enne aveva riportato gravi lesioni che avevano richiesto anche un delicato intervento chirurgico. Purtroppo poi stanotte il drammatico epilogo. Il cuore di Mattia ha smesso di battere. Un dolore inconsolabile per i genitori e i fratelli del ragazzo, ma anche per tutta la comunità di Zero Branco, che si trova ancora una volta a dire addio ad un suo giovanissimo concittadino. È il sindaco Durighetto a ricordare così Mattia. Mattia lo incrociavo in questi giorni qui in piazza perché lavorava in un'agenzia immobiliare qua in centro. Mattia è sempre stato educato, salutava sempre lui per primo, un ragazzo tranquillo, posato, ma anche insomma, che sapeva divertirsi, ecco. Quindi è davvero un colpo forte per tutta la nostra comunità che ancora una volta purtroppo si trova a doversi stringere assieme in un abbraccio ideale a tutta la famiglia. Non è stata ancora al momento fissata la data dei funerali. Nelle prossime ore l'amministrazione comunale di Zero Branco deciderà come rendere omaggio a Mattia, mettendosi a disposizione della famiglia. Noi siamo a disposizione nel momento in cui servono spazi più ampi, visto anche l'età e quindi la possibilità che ci siano molte persone alle esequie, però questa è una decisione che deve prendere la famiglia e che quindi noi siamo a disposizione. Ecco. Chiudiamo con l'appello, il grido di dolore del negoziante la cui rivendita di biciclette è stata presa di mira qualche giorno fa con un incendio doloso. Disperato e demoralizzato, Lironzi Mai apre la saracinesca del suo negozio di biciclette distrutto da un incendio doloso domenica scorsa. Il 20enne sporco di fuliggine ha impiegato tutta la mattina per rimettere in ordine la sua officina. Sono i miei risparmi di una vita che ho messo per costruire su questo e vedere questa roba qua è molto addolorante. Secondo una testimonianza raccolta dalla polizia che ora sta indagando sul caso, 2 uomini incappucciati erano stati visti scappare poco prima dell'incendio. I danni sono ingenti, ammontano ad almeno 20.000 euro. La vetrata e l'impianto elettrico sono da sostituire. 7-8 bici saranno distrutte proprio da buttare via, non si possono neanche recuperare. Biciclette che si dovevano consegnare tra pochi giorni ai clienti che ora dovranno essere risarciti. Un episodio inquietante. Le minacce al negoziante erano arrivate appena poche settimane fa da un cliente, anche lui straniero, che non lo voleva pagare. Mi diceva: mi basta fare una chiamata, gli brucio il negozio. Alla fine, dopo 2 settimane, è successo veramente. Residente in Italia da 10 anni, il giovane kosovaro aveva rilevato l'attività 1 anno e mezzo fa dallo storico biciclettaio del quartiere. Tanti sacrifici per vedere distrutto tutto in pochi attimi per un debito di 400 euro. Che chi è stato non è un gesto da fare alla fine per una persona che ci impiega tutto se stesso, cioè che vuole fare una vita nuova, eccetera. Sarà dura ripartire?
Sì, sarà dura, però vedendo anche gli atti che sono successi prima, tra furti e questo, devo fare due conti e vedere se riesco ad andare avanti. Finisce qui il Focus TG di oggi, ringraziamo Renzo Rigon per la regia, ringraziamo tutti i nostri colleghi che ci hanno permesso di portare a casa vostra le notizie di questa giornata così importante, ringraziamo tutti voi per essere stati con noi fin qui, vi diamo appuntamento ai telegiornali di questa sera, TG Bassano, TG Vicenza, per saperne di più e vi auguriamo comunque un buon pomeriggio.